gli 11 eleggevano i 41 consiglieri che poi avrebbero eletto il Doge. Questi ultimi 41 si riunivano e secondo altre regole ferree veniva eletto il Doge, il candidato che avesse riportato più preferenze sopra un minimo di 25. Era tutto un sistema arzigogolato per far sì che non ci fossero dei brogli. Ma peggio ancora, perché dovevano mandare via tutte le famiglie, i nonni, i zii. Sì, per non ci fosse nepotismo, eccetera. Diciamo che era una cosa, non so se applicandola adesso possa funzionare. Ok. Rosatello, va bene, non parliamo di queste cose. Io vi ringrazio, io finirei così, se siete d'accordo. Grazie. Se ci vuole, qui c'è l'editore che venderà delle copie e credo che ci sia un 15.